Ben ritrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con la nuova puntata di Penalty. Questa puntata, così come quella di martedì scorso e anche quella che verrà, è una sorta di anteprima della nostra nuova stagione che invece partirà ufficialmente martedì 5 ottobre. In queste ultime 3 settimane stiamo raccontando con l'anteprima di Penalty soprattutto le immagini tramite gli highlights dei campionati che sono già partiti, ovvero il campionato di Serie D, il campionato di eccellenza e anche il campionato di promozione. In questa puntata della nostra trasmissione avremo un personaggio molto competente, parliamo di Salvo Martorana, che ha raccontato le meraviglie del calcio siciliano attraverso un libro che si intitola proprio Le meraviglie del calcio siciliano dagli anni 60 agli anni 90. Intanto ben trovato, caro Salvo. Buonasera. Hai realizzato un almanacco straordinario, intanto soprattutto pieno di fotografie che sono quasi introvabili. Introvabili, sì, perché sono stati dati dalla disponibilità dei diretti interessati. Certo. Ovviamente chi ha il post all'interno del libro mi ha favorito queste foto che sono inedite, foto magari... Sono molte foto personali. Sì, foto personali ovviamente che hanno ovviamente i suoi anni, i suoi tempi, certo. Che sono stati... È un bianco e nero che comunque piace. Piace, esatto, molto originale, ed è stato ovviamente diciamo, questi anni sono stati anni di lavoro, anni di passione, anni di amore per il calcio. Quanto tempo hai impiegato per 3 anni. Raccogliere tutto? 3 anni. 3 anni sono tanti. 3 anni sono tanti perché io inizio principalmente dal dilettantismo, proprio diciamo facendo vedere nelle foto, anche nei testi, il vero calcio siciliano come è nato. Il calcio dilettantistico è nato con la seconda, terza categoria, prima categoria, e molta gente che ovviamente ha calcato questi campi ovviamente è entusiasma, è ovviamente felice, perché, certo, si ritrova a vedersi in un libro dove appunto vengono raccontati storielle, aneddoti, diciamo numeri, stagione. Quali sono state le meraviglie più belle di questi 30 anni, 60, 70, 80 e 90? E allora, io questa domanda me la sono posta pure io e quindi io stesso mi sono un po' interrogato. Allora, per me personalmente, e penso per molti, gli anni 70 sono stati i migliori in assoluto, anche perché non ti nascondo che è stato il periodo in cui giocavo pure io. Beh, chiaro. Quindi, stesso discorso per me, comunque. È ovvio. E il discorso qual è? Che tu hai avuto conoscenza in prima persona di questi signori, alla maggior parte di questi giocatori che si sono fatti valere nei campi di promozione, quarta serie, serie C, anche di B e di A, perché per esempio io cito il grande tarantino Bartolo, che era un grandissimo amico mio, che lui ha iniziato nel Ribera, poi nel Licata, poi nel Siracusa, è andato nella Roma e poi è stato il capitano del Venezia in Serie A. E quindi è tutto dire. È tutto dire, certo. E anche perché c'è degli aneddoti pure diciamo nei suoi confronti, in cui mi chiede dei limoni per la moglie, che era molto ghiotta di limoni, addirittura, e io gliene porto una cassetta. Lui mi ha detto questa frase, dice: ma Salvo, dice, ma io che devo fare la granita con questi limoni? Insomma, storielle un po'. E poi c'è pure una parte dove io, quando giocavo, facevo la partitella infrasettimanale col Palermo, Palermo prima squadra, e c'era il signor Erminio Favalli, grande giocatore, per carità, che aveva il vizio di fare il falle facilmente nei confronti del difensore. Io avevo 17 anni e dai oggi e dai domani me lo sono marcato. Alla fine com'è finita? Allora, gli ho fatto un fallo che l'ho fatto volare in aria e si è arrabbiato e là sono nati i discorsi. Anzi, ti posso dire una cosa, ci siamo trovati diciamo di mezzo un grande veneranda, quello con i capelli bianchi alla Navel Palermo, che ovviamente ci ha fatto c'è stata poi occasione per rincontrarlo e pianificare tutto? Sì, perfetto, questa è la cosa più importante. È stato il grande Tonino De Bellis che ci ha fatto incontrare in un bar a Mondello e ci ha fatto fare pace.
piace. È chiaro che tu in questo libro parli del calcio siciliano a 360 gradi, non soltanto Palermo, perché ci sono tante storie anche a Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta con la storica Nissa, Acragas e tante altre sono società. Sono stati citati tutti indistintamente, parlerò anche del grande Polizzo, non so se tu Guido De Maria, per esempio in merito a Polizzo c'è una bella storiella. Raccontacela. Che lui quando dal Cosenza gioca alla Massimiliana, va a finire alla Massimiliana, i proprietari che erano i Massimino, quindi c'era Uzzo Pippo che era un grande signore del calcio, è molto conoscitore del calcio siciliano, è vero? Molto passionale, sai. E quando il presidente di una volta, Salvo, diciamolo pure, il presidente di una volta. Sia lui che tutti i fratelli, intendiamoci, grandi signori. E si ritrova Polizzo comprato dal Cosenza e dice una frase, dice ma tu, gli dice all'interessato, dice ma che mi puoi dare, c'è un sconcorriglioso, perché era sai, dal fisico esile, alto, però non aveva quell'aspetto di un grosso giocatore. Però con gli anni il signor Pippo si è ricreduto e l'ha dichiarato e ha detto mi ero sbagliato. Era un grande giocatore. Come in effetti poi ha fatto 15 anni di Serie C e alcuni campionati di B. Importanti, è vero. Insomma, poi ovviamente mi sono detto che questo libro non aveva una fine così recente. È molto, diciamo, ridotta, e mi sono espresso di pubblicare la seconda edizione, che verrà alla luce quando? Penso che intorno al periodo dell'8 dicembre. Ah, quindi entro quest'anno? Sì, perché ora ti spiego. Hai troppo materiale, secondo me. Sì, troppo materiale. No, perché? Perché io avevo iniziato a completare questo libro con 800 pagine. Ora io poi mi sono detto, anche con la collaborazione del grafico e del tipografo, mi ha detto guarda che 800 è una follia, è un dizionario, quindi viene molto pesante a leggerlo, dividiamolo a metà, come infatti diciamo allora che questa è una prima parte, una prima edizione, ci sarà la seconda edizione e io vi voglio pure meravigliare. Farai una terza? Quinta. Addirittura, quindi... Io mi sono impegnato davanti ad altre tv e altri giornalisti di mantenere la promessa e di arrivare al quinto volume. È un lavoro immane. Sì, perfetto. Ma il materiale non mi manca. Quello sicuramente, no, certo. Perché io ho molta gente che mi telefona continuamente, si mette a disposizione diciamo, la loro carriera perché vogliono essere inseriti in questa bella realtà, che è una realtà meravigliosa. È vero. Sì, è vero. Perché, lo sai pure perché? Perché molta gente, detto da loro, intendiamoci, molta gente si era un po' rassegnata, neanche ricordava la propria carriera, non ricordava neanche i compagni. Con questo libro li ha riesumati, rispolverato memorie passate, dai ricordi e delle foto, e soprattutto le foto fanno tanto, e poi un'altra cosa, ho fatto un'iniziativa meravigliosa, perché mi sono detto non basta il libro, ma bensì basta, diciamo, ci vogliono anche le rimpatriate. Mi sono messo a fare le rimpatriate. Addirittura? Sì, come li hai radunati magari davanti a un bel piatto? Sì, esatto. Allora io ho fatto delle rimpatriati sia a Palermo, a Catania, a Patti, a Messina, ora spero di farne qualcuno, a Siracusa, addirittura, a Marsala. Non ti sei fatto mancare nulla? No, ho girato un po' in lungo e largo della Sicilia, invitandomi giustamente gli ex, certo. Quelli forti, quelli che hanno una carriera ben forte e sono stati felicissimi di ospitarmi e anche di ritrovarsi, ma là si sono ritrovati gente che non si vedevano da 40 anni, dai 50 anni, le lacrime agli occhi, gli abbracci, tante belle cose. Immagino. Cioè una cosa che nessuno aveva fatto e tu ci sei riuscito. Io ci sono riuscito. Anche
soprattutto grazie a questo libro, che esatto. vi ricordo si intitola Le meraviglie del calcio siciliano dagli anni 60 agli anni 90. Questa è la prima, diciamo, parte. Dal dilettantismo al professionismo. E questo è importante perché il calcio negli anni 60 non era solo professionistico, anzi le categorie professionistiche erano molto meno rispetto a quelle attuali, pertanto il dilettantismo era a suo tempo un professionismo celato. Esatto, perché ne abbiamo, io ho avuto modo di avere la conoscenza di molti giocatori che venivano dal Veneto, dal napoletano, e sono pure citati, ma anche se io parlo di talenti siciliani, alcuni che sono stati adottati dal paese o dalla città dove hanno giocato sono stati citati perché hanno contribuito con la loro squadra a fare dei bei campionati. Guardando queste fotografie in bianco e nero, che sicuramente ispirano tantissimi ricordi, mi sorprende, ma in maniera molto limitata volendo, che i campi polverosi lo erano negli anni 60, purtroppo lo sono ancora anche negli anni 2020, però per chiudere, voglio farti una domanda: come sarà a questo punto secondo te, dopo che tu l'hai vissuto quasi agli albori degli anni 60 il calcio, come lo vedrai nel prossimo periodo? Decennio, mettiamoci decennio, sì, dai. Allora, io penso che le strutture diciamo di campi di calcio, quelle che diciamo che tuttora esistono, io ho notato un miglioramento. Dice perché? Perché c'è stato l'evolversi dell'erba sintetica e molti, forse magari perché conviene, qualche campo si è adeguato, sì, qualche campo si è adeguato. Io vedevo paesini come Marineo, io mi baso su Palermo, Marineo, Misilmeri, Villabate e alcuni campi di Palermo che erano tutti all'epoca tutti in terra battuta, ne sanno bene questi ginocchi. Immagino. Questi ginocchi. E adesso li vedo tutti in erba sintetica. L'evoluzione c'è stata. C'è stata, perfetto. Speriamo che ci sia l'evoluzione anche dal punto di vista dirigenziale. Dirigenziale, bravo, perché io ho notato questo, che molti presidenti, diciamo, di una volta non ci sono più. Io vedevo che il Caltanissetta, che aveva la Nissa era il fiore all'occhiello del calcio siciliano, diciamo partendo dalla promozione sino alla C, la Nissa non si risparmiava a comprare questo o quell'altro giocatore, aveva i migliori giocatori in circolazione della Serie C, di quel momento, e quindi faceva sempre squadre a livello del campionato. Purtroppo i tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati. E purtroppo anche, devo dire, ho notato che molti paesi grossi, tipo la mia Bagheria, che deve giocare in prima categoria. Qualche anno fa ha avuto un lampo di... diciamo che si era un po' svegliata. Sì, l'allenatore era Marco Mineo, un grandissimo amico mio, Marco. Però gli ultimi tempi... È ritornata di nuovo nei meandri. Del baratro. Vabbè, pazienza. Allora, Salvo, la promessa è quella che appena verrà fuori questo secondo numero, quindi sotto il periodo natalizio, ci verrà a trovare qui a Penalty nella nostra 11ª stagione, e così continueremo a raccontare quello che è stato un po' il passato del calcio dilettantistico e professionistico siciliano dagli anni 60 agli anni 90. Esatto. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi del vostro invito e arrivederci alla prossima. Va bene. Bene, noi a questo punto, dato che siamo all'interno di Anteprima Penalty, diamo spazio agli highlights del campionato di Serie D, del campionato di eccellenza e anche del campionato di promozione. Ci vedremo dopo per i saluti.
Parte nel migliore dei modi l'avventura della nuova Gelbison targata Gianluca Esposito, che nel primo turno del girone I di Serie D batte all'inglese il Castrovillari. Le due marcature che decidono la sfida arrivano in apertura e chiusura di ripresa. Dopo 15 secondi è Graziani a portare avanti i suoi, mentre in pieno recupero Honda chiude il match sul definitivo punteggio di 2-0. Almora di Vallo della Lucania e calabresi di Mister Colle sono autori però di una buona prestazione in trasferta, in particolare per quanto riguarda la prima frazione di gioco. La partenza dei padroni di casa in effetti non è molto fluida a causa anche di una buona pressione esercitata dagli ospiti, che si fanno anche vedere in avanti dopo 13 minuti con Trepicchio su punizione dal limite, con D'Agostino che è superlativo nella chiusura in calcio d'angolo. I rossoblù rispondono con le conclusioni tuttavia imprecise di Uliano prima e Gagliardi poi, ma la prima frazione si chiude a reti bianche. Nella ripresa invece la musica cambia a favore dei padroni di casa, tant'è vero che la gara si sblocca subito. Dopo appena 15 secondi di gioco l'inerzia del match cambia grazie ad un destro dal limite di Graziani che va ad insaccarsi nell'angolino dove Aiolfi non può arrivare. E l'episodio che indirizza la partita a favore della Gelbison. Sotto un gran caldo e con il passare dei minuti i cilentani sembrano diventare più padroni del campo, limando le sfuriate di marca ospite che vanno esaurendosi. Al 31esimo minuto la Gelbison va ad un solo passo dal raddoppio, con Pipolo che sugli sviluppi di un corner non impatta nel migliore dei modi, mandando la palla poco sopra la traversa. Il match sembra incanalato sul successo di misura vallese fino a che non arriva il raddoppio in pieno recupero. A determinarlo una bella giocata dal settore sinistro di Corrado, che vede Honda, dopo la respinta di Aiolfi, ribadire rete per il 2-0 finale a favore dei rossoblù. Sì, io sono contento sia del risultato che della prestazione. È chiaro che si può fare meglio, si deve fare meglio, si può fare molto meglio, ma essendo la prima partita penso che i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Siamo stati sempre in controllo della gara e vado a memoria, credo che solo abbiamo sofferto 2 situazioni di calcio da fermo. La punizione di Trepicchio con la bella parata di Bernardino e il colpo di testa di Cosenza. Poi, correggetemi se sbaglio, penso che le occasioni da gol le abbiamo create solo noi. Io ho visto i ragazzi che hanno provato a fare quello che gli è stato proposto, convinti che la strada è quella giusta. Probabilmente queste sono partite che se la prima azione di Frulla oppure Gagliardi quando si è presentato a tu per tu col portiere e Aiolfi è stato molto bravo a rubargli il tempo, oppure 2 o 3 cross che abbiamo messo belli il primo tempo, se una di quelle occasioni fosse andata dentro già prima avremmo visto tutta un'altra partita, perché poi come ha detto giustamente il collega tuo, il secondo tempo siamo andati in vantaggio, loro si sono aperti e si è vista un'altra gara. Chiaramente se, come si suol dire, si è stappata la gara, loro hanno dovuto gioco forza alzarsi un po' e c'erano molti più spazi. Per questo io dico che sono soddisfatto per essere la prima giornata di campionato, chiaramente. Sono soddisfatto, siamo soddisfatti del risultato, che era la cosa più importante, che nel calcio è quello che conta. Chiaramente c'è da lavorare, c'è da migliorare gli errori che sono stati commessi e soprattutto c'è da trovare una condizione fisica che arriverà man mano con i 90 minuti. Sicuramente non era una partita semplice contro una squadra che è venuta qui per difendersi e ripartire. Siamo stati bravi nel non rischiare nulla e bravi nel trovare la soluzione migliore quando abbiamo avuto l'occasione. Si apre davanti al pubblico amico il campionato di Serie D del Città di Sant'Agata, che al Fresina ospita una delle squadre più blasonate del calcio siciliano e non solo, come il Trapani. La formazione granata, dopo aver toccato con mano i fasti della Serie B, riparte dalla quarta serie con l'obiettivo di tornare tra i professionisti. È una sfida che si infiamma dopo 3 minuti quando il signor Di Renda di Molfetta concede ai padroni di casa il calcio di rigore per la spinta in aria di Maltese su Cicirello. Dagli 11 metri però il destro di Favo si stampa sulla traversa.
Nonostante l'errore dal dischetto, il Città di Sant'Agata non si perde d'animo e al 14esimo il cross dell'incontenibile Faella viene smanacciato da Cultraro con Brugnano che sulla ribattuta calcia a colpo sicuro ma trova la respinta del muro Granata. La squadra di Giampà mette alle corde gli avversari e 10 minuti dopo solo la super parata di Cultraro sul destro dal limite di Catalano nega all'ex Licata la gioia del gol. Al 37esimo il Sant'Agata ci prova anche con Brugnano, il cui tiro si spegne sull'esterno della rete. Il Trapani si fa vivo al 42esimo con il sinistro in area di Gatto che Cannizzaro blocca comunque senza affanno. Prima dell'intervallo però il Città di Sant'Agata potrebbe passare, ma il sinistro a colpo sicuro di Cicirello è ancora ben respinto da Cultraro. Nella ripresa però viene fuori la formazione Granata che dopo 2 minuti pareggia il conto dei Legni con Musso che da pochi passi centra in pieno la traversa. È il preludio al gol che arriva allo scoccare del minuto 60 quando Gatto direttamente su calcio piazzato infila l'incrocio più lontano, facendo così Sant'Agata 0 Trapani 1. Possono gioire dunque i tifosi Granata giunti in massa al Fresina per la splendida rete firmata dall'ex Catania Alessandro Gatto che pennella nel set dove Cannizzaro non può arrivare il pallone del vantaggio trapanese. Vantaggio che mette le ali alla formazione ospite brava 10 minuti più tardi in una veloce ripartenza a siglare la rete del raddoppio, ancora con Gatto che riprende il cross di Vitale e col destro insacca sotto la traversa il pallone del 2-0 Granata. Tifosi trapanesi nuovamente in festa e gioia incontenibile per il 7 ospite lesto a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e siglare così la sua doppietta personale. Nonostante sotto di 2 gol c'è la reazione sant'agatese che giunge appena un minuto dopo quando Alagna riprende una respinta della difesa avversaria e al volo dal limite fulmina Cultrona riaprendo di fatto il match 1-2 e primo gol in campionato per l'attaccante Fabio Alagna che dà speranza ai suoi. Infatti il Sant'Agata ci crede e al minuto 83 il gran sinistro di Catalano non centra la porta per questioni di centimetri. L'ultima emozione della sfida la regala il Trapani 5 minuti dopo con il tentativo mancino di Bonfiglio che si perde a fil di palo. Finisce 2-1 per il Trapani che si prende il meritato applauso dei sostenitori Granata, ma il Città di Sant'Agata esce a testa altissima contro una candidata al salto in Serie C. Mi dispiace per i miei ragazzi perché non meritavano, però se abbiamo perso, l'avversario quando perde è sempre più forte, quindi il merito va al Trapani. Hanno saputo soffrire, hanno colpito quando siamo un po' calati, perché noi primo tempo nonostante il caldo abbiamo mantenuto dei ritmi buoni, con questo caldo non è facile mantenere un ritmo così per i 90 minuti. All'inizio del secondo tempo avevamo perso un po' il centrocampo anche con Favo e Calafiore che hanno fatto una grandissima partita perché il primo tempo sono stati quasi perfetti, quindi ho cercato di mettere mano là. Il primo gol l'abbiamo preso su un calcio piazzato, anche che loro avevano possesso, il mio portiere non aveva fatto parate, però poi l'hanno sbloccata su quel calcio piazzato e peccato per il secondo, l'abbiamo regalato, però nel calcio l'errore ci sta, hanno avuto carattere per cercare di riprenderla, è mancata un po' di brillantezza perché abbiamo fatto un grande ritiro e quindi in questo momento 90 minuti a ritmi con questo caldo ancora non ce l'ha nessuno, non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha il Trapani, ma nessuna squadra. È peccato, mi dispiace veramente per i miei ragazzi perché meritavano loro un altro risultato, però noi se abbiamo perso dobbiamo lavorare sulle nostre pecche perché penso che possiamo fare ancora meglio. No, io soddisfatto non so, se perdo non sono mai soddisfatto. Davanti abbiamo qualità perché Alagna, avete visto il calciatore che è, Alagna oggi non ha giocato perché ha saltato dei allenamenti in ritiro, non questa settimana, quindi dalla prossima settimana sono tutti allo stesso livello. Nuzzo il 2002 in alto attaccante forte, a centrocampo hanno giocato il primo tempo Favo e Calafiore, ma Cipolla può essere più forte di Favo, Calafiore e Chiania può essere più forte di Favo, Calafiore e Cipolla, Calafiore può essere più forte di Favo, Cipolla e Chiania e Favo può essere più forte di Calafiore, Cipolla e Chiania. Cosa voglio dire? Si è alzato il livello, hanno tutte e 4 caratteristiche diverse
può darsi che delle partite vediamo 2, altre partite vediamo altre 2, perché io guardo la settimana, a me mi piace un calcio con grossa intensità. Oggi abbiamo perso, onore, bravi, altabili, perché è una squadra costruita per vincere il campionato insieme alla Mezza, l'ho detto ieri, Cavese, Acireale e Giarre, quindi sarà un bel campionato su e noi dobbiamo cercare di fare il massimo e fare il massimo e migliorare la classifica dell'anno scorso, che ci siamo salvati alla penultima, quindi sarò ripetitivo, ma questa squadra si deve salvare alla terzultima. Dobbiamo migliorare il campionato scorso. C'è una premessa che è sempre difficile giocare con questo caldo per un approccio giusto alla gara. Sicuramente il Sant'Agata bisogna dargli merito che fa un calcio di ottimo livello, però il secondo tempo abbiamo fatto un tempo a testa, anche se noi pure il primo tempo abbiamo proposto qualcosa, al contrario loro il secondo che hanno proposto poco. Siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol, poi ne abbiamo fatti 2 e siamo stati meno bravi a far riaprire una partita che era chiusa. Esordio senza pubblico per il Licata poiché la questura non ha autorizzato il piano sicurezza. Caldo asfissiante al Dino Liotta con temperature oltre i 30 gradi. Partita molto spigolosa fin dai primi minuti con 2 ammonizioni entro il quarto d'ora. Primo tentativo del Licata, al quinto con un destro alto di Ficarra. Al 21esimo, destro in corsa di Mazzamuto su assist di Aprile alto sulla traversa. Conclusione dalla lunga distanza al lato di Calaiò al 24esimo.
Vantaggio del Licata al 28esimo con un esterno destro di Giannaula che bagna col gol l'esordio in maglia gialloblu su pregevole assist di Orlando. Al 41esimo il direttore di gara Menozzi di Treviso annulla a Candiano un gol su pregevole calcio di punizione dal limite per una irregolarità nella distanza non osservata vicino alla barriera. Buon Licata nei primi 45 minuti, malgrado temperature davvero tropicali. In apertura di ripresa, Licata subito pericoloso con Talla che si presenta tu per tu con Selmi ma calcia al lato di un soffio sul secondo palo. Al 52esimo, conclusione dalla distanza di Aliaca bloccata da Moschella. Ciccone disturba l'estremo giallo-blu in fase di rinvio e si becca il secondo giallo, lasciando in 10 suoi per oltre mezz'ora. Alla mezz'ora della ripresa, il nuovo entrato Minacori non trova la deviazione vincente sul primo palo ben servito da Caccetta. A 10 dal termine mister Romano richiama il match winner Giannaula e fa esordire il maliano Samachè. All'81esimo, insidiosa punizione di Candiano con palla che attraversa tutto lo specchio di porta. Ultimo flash al 90esimo con una clamorosa occasione per il Licata con Samachè che a tu per tu con Selmi calcia altissimo. Buona la prima dunque per il Licata che supera 1-0 l'FC Messina e incamera i primi 3 punti della nuova stagione. Si torna in campo mercoledì per il secondo turno di Coppa contro la San Cataldese. Buon pomeriggio dallo stadio Bisceglia di Aversa, comincia qui il secondo anno consecutivo in Serie D per la Polisportiva Santa Maria di mister Nicoletti. Ai nastri di partenza anche quest'anno nel girone I la formazione giallorossa di Santa Maria di Castellabate. Calcio d'inizio proprio della formazione ospite con Maggio e Simonetti sul pallone. Attenzione, attacca la Polisportiva Santa Maria, pallone per Koulibaly, può avanzare, prova la conclusione, il miracolo di Lombardo, subito un'occasione importante. Dalla parte opposta attacca il Real Aversa, la conclusione blocca Stagkos, attenzione, Kunzi il tiro, si immola un difensore dell'Aversa, colpito in pieno volto, resta anche a terra. Simonetti, il pallone dentro, Kunzi la girata, non riesce a dare la giusta precisione e pallone sul fondo. Chianese. La punizione, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, si spegne sul affondo, si resta sullo 0-0 e arriva ora il fischio del direttore di gare, il signor Alberto Poli di Verona, si va al riposo sullo 0-0, si ricomincia, il Real Aversa tocca il primo pallone del secondo tempo, attenzione Kunzi, recupera un buon pallone, Kunzi va via, tutto solo Kunzi, la terra Vincenzo Russo, attenzione, arriva il direttore di gara, calcio di rigore per la Polisportiva Santa Maria e probabilmente arriverà il rosso per Russo e proprio così il difensore di casa lascia l'Aversa in 10 uomini e per la Polisportiva Santa Maria l'occasione di portarsi in vantaggio. Maggio contro Lombardo, Maggio la solita freddezza, batte l'estremo difensore dell'Aversa e porta in vantaggio i giallorossi. Santa Maria 1, Real Aversa 0. Lombardo. Pressing di Maggio, rischia tanto Lombardo, attenzione perché c'è Giordano, il pallonetto di prima, il pallone che esce d'un soffio, occasionissima. L'Aversa prova a rispondere su calcio di punizione, la tiro, blocca Stagkos. Giordano per Emanuel, il centrocampista greco, che magia di Emanuel, 2-0 per la squadra di Nicoletti. Ancora Santa Maria in attacco, la testa di Maggio. Pallone alto sopra la traversa, giallorossi che legittimano il doppio vantaggio. Attenzione ancora alla Santa Maria, Giordano alza la testa, la conclusione, Lombardo in calcio d'angolo, ancora una volta il portiere dell'Aversa. Ancora Santa Maria, Kunzi, il traversone, Koulibaly, attenzione, fuori d'un soffio, ancora un'occasione per il centrocampista ivoriano. Santa Maria sempre all'attacco, Ovisak fa tutto bene, meno la conclusione, palla distante dallo specchio della porta. Ancora Santa Maria in avanti. Sempre Ovisak, il numero 88, attenzione la conclusione, pallone che va in gol, 3-0 per la formazione cilentana. Masullo in area di rigore, prova la conclusione, è impreciso il terzino e arriva il triplice fischio della Polisportiva Santa Maria, 3 punti e vittoria con dedica al piccolo Tommaso, il giovane di Castellabate, morto sabato sera in un tragico incidente stradale.
Dobbiamo migliorare, è inevitabile, dobbiamo migliorare, però mi è piaciuta molto la gestione delle situazioni che si sono create. Abbiamo avuto la pazienza giusta, abbiamo fatto le giocate giuste e poi gli episodi al nostro favore ci hanno permesso di sbloccarla e poi di conseguenza di chiuderla. Ben vengono i 3 punti, ben venga la prima prestazione anche sotto il profilo fisico, su un campo comunque in erba naturale, con l'erba un pochino alta. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto giocate che abbiamo provato, tante cose positive, però ripeto, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare perché siamo solo all'inizio. Possiamo costruire qualcosa di importante, però dobbiamo essere umili, rimanere umili, coi piedi per terra e lavorare giorno per giorno. Sì, abbiamo fatto comunque un buon primo tempo, l'approccio è stato abbastanza positivo, serviva un episodio, una scintilla, sono riuscito a recuperare sta palla, sono contento che è stato un episodio positivo che ci ha portato in vantaggio e ci ha spianato la strada verso questi 3 punti fondamentali contro una squadra comunque giovane e agguerrita. Sapevamo che loro erano molto agguerriti nelle uscite, quindi cercavamo di spostare la palla velocemente, farli girare. È stata una partita che siamo riusciti a sbloccare, poi è stata un po' in discesa, ma siamo stati anche bravi a tenere il pallino del gioco ed è stata una bella vittoria che ci fa ben sperare per il futuro. Parte la parabola, pallone in aria, esce il portiere che di pugno tocca e manda il pallone fuori dall'aria, ma sul pallone si porta Battimili. In avanti il pallone viene controllato e una grande occasione. Ancora Maimone. Si allarga intanto Fragapane, effettua il cross dalla parte opposta del pallone, non viene toccato dal difensore, poi svirgola e il Bancavilla passa in vantaggio con il giocatore, ci sembra Fichera, che di destro ha battuto il portiere Pellegrino. Condemi lo mette a terra, effettua una finta, si porta il pallone, riesce a superare il diretto avversario, ancora in aria, non riesce a toccare il pallone, poi riesce a toccarlo il giocatore Amenta, che si era portato in avanti e ha pareggiato le sorti dell'incontro. Si invola Crucitti, arriva, entra in aria, stringe il centro, cerca di trovare lo spazio, tira il palo e poi gol del San Luca, autorete del portiere. C'è stato il tiro di Crucitti. Intanto vediamo che c'è questo passaggio indietro e Crucitti che non riesce però, dopo aver intercettato il girato a largo del portiere, a indovinare lo specchio della porta. Battuto il calcio di punizione per Crucitti davanti al portiere, ma viene fermato dal fischio del direttore di gara. Tanto vediamo questo cross, il pallone colpito di testa, poi ribatte il portiere sull'intervento del giocatore numero 11 Rabeni. Ripartenza pericolosa del San Luca con Mauro che tira il pallone, prende il palo e poi finisce tra le mani. Il direttore di gara comanda la fine delle ostilità per questo incontro, mandando le squadre negli spogliatoi con la vittoria del San Luca in questo primo incontro di quest'annata del campionato di Serie D. Abbiamo affrontato la partita in un modo quasi perfetto, siamo andati in gol con Fichera, che è un giovane che sicuramente oggi riprendiamo tutte le cose positive, non solo da parte sua ma anche di altri giovani, perché come sai la squadra ha molti giovani. Peccato non aver gestito bene il primo tempo, perché proprio quasi a un minuto dalla fine andiamo a beccare l'1-1. A mio avviso è stata una prestazione ottima, tenendo in considerazione che sicuramente ci portiamo delle cose positive, quelle di aver messo oggi dei ragazzi in campo che hanno dato davvero tanto e ci fanno ben sperare. Sicuramente abbiamo bisogno di qualcuno che nelle prossime settimane metteremo dentro e anche di recuperare qualche infortunato. Ovviamente è sempre importante il risultato e oggi riuscire a vincere e partire col piede giusto sicuramente crea anche all'interno della squadra quel giusto entusiasmo, quella giusta voglia di cercare sempre la vittoria, che è la cosa che ho chiesto, e se non c'è la vittoria devo avere comunque una mentalità vincente, continuare a credere in quello che è il lavoro che stiamo svolgendo e a fare le cose con criterio per quelle che sono le mie direttive. I ragazzi in questo, devo essere sincero, sono stati finora esemplari. La cosa che non mi è piaciuta è qualche disattenzione, distrazione che poi ti ha pagato negativamente, soprattutto nella situazione del gol, e soprattutto proprio il fatto di non fare quello che chiedo io,
ci ha portato a un piccolo errore da dove è nato il gol, quindi questo ci deve rafforzare il concetto che giocando, provando a fare le cose che durante la settimana alleniamo, ci pagano di più. Ma sicuramente gli episodi poi condizionano le partite. Devo dire con tutta onestà che siamo partiti con un po' di timore, poi dopo l'1-0 per loro siamo stati bravi a pareggiarla subito, poi nel secondo tempo addirittura a ribaltarla. Nel nostro momento migliore abbiamo regalato 2 gol, è normale che quando regali così tanto non è facile portare via dei punti, però devo dire che la squadra ha giocato con grande orgoglio, con grande coraggio, perché non è mai facile venire in questi campi e cercare di vincere. Noi dobbiamo lavorare su questo, sicuramente c'è stata la prestazione, vanno analizzati gli errori e cercare chiaramente di migliorarli. È normale che non puoi concedere tanto, noi abbiamo creato tanto, poi dopo abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla, di andare comunque quantomeno a pareggiarla, abbiamo creato tanto, abbiamo avuto tante palle gol, però vuol dire che bisogna accettare la sconfitta, ma sicuramente lavorare ancora di più, cercare di migliorarsi dove c'è da migliorarsi e cercare di superare questo momento difficile, perché sicuramente non è mai facile venire fuori da una sconfitta del genere, però noi so di avere dei ragazzi di personalità e di carattere che sapranno sicuramente come tirarsi fuori. Mercoledì abbiamo questo altro turno infrasettimanale, cercheremo chiaramente di prepararla, ma poi va anche preparata la partita in casa con la Gelbison. Chiaramente sono dei periodi dove si gioca tanto e dove ancora la condizione non è al massimo, perciò dobbiamo essere bravi anche a gestire le energie e chiaramente preparare partita dopo partita. Intanto iniziamo da quella del mercoledì in Coppa con la Cireale.
Margine di miglioramento moltissimo, perché come hai detto tu sono stati sbagliati sia i tempi nei movimenti che nei passaggi, un pochino frettolosi. D'altronde oggi non abbiamo aspettato l'episodio negativo, oggi eravamo un pochino frenetici nell'andare a cercare la conclusione, la rete, e abbiamo sbagliato tanti passaggi. E la cosa grave che abbiamo sbagliato è che ci capita un pochino troppo spesso per una squadra esperta come questa, sono le ripartenze in fase di, quando abbiamo calci d'angolo e punizioni noi siamo un pochino disattenti nelle marcature preventive, e su quello bisogna migliorare. Amici di ACTV, buon pomeriggio da Giorgio Cavallaro. Benvenuti allo stadio Ace Galatea di Acireale. È la prima di campionato, un nuovo inizio, una nuova stagione e una nuova avventura, tutta da vivere e tutta da raccontare. Diciamo che sono contento dell'esordio, no? Perché esordio fortunato, 3 punti, è più bello quando si soffre vincendo, anche vuol dire che la vittoria è più bella, è più sudata e quindi fa piacere questo. Oggi siamo partiti un po' contratti secondo me, perché la prima in casa, il pubblico dopo tanto tempo, quindi volevamo partire bene e alla fine c'è stato un po' di nervosismo creato anche da episodi, non so come definirli, però la squadra è stata compatta, unita, anche nelle difficoltà ci siamo uniti ancora di più. Nel secondo tempo abbiamo visto che volevamo a tutti i costi portare a casa la vittoria, sapendo che quelle poche palle che ci potevano capitare dovevamo sfruttarle al massimo, così siamo stati perfetti nella fase difensiva, è stato bravo anche il portiere quando si poteva in causa, e quindi penso che la vittoria del Monte. È una squadra che vuole divertirsi, vuole provare a giocare su tutti i campi con le proprie qualità, e poi alla fine del campionato vedremo dove potremo arrivare. Sicuramente lo sappiamo dove vogliamo arrivare, però le chiacchiere stanno a zero, quello che conta è il campo. Stati bravi a soffrire e meritare a fare gol, poi siamo stati bravi e fortunati a non prendere, per l'amor di Dio.
ci mancherebbe altro, magari ripeto, l'ho detto prima, se avesse pareggiato la Cittanovese, ma non abbiamo rubato nulla, abbiamo corso, ci siamo impegnati, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto la partita di grossa intensità. Veneroso al centro, è parata, nettissima, parata nettissima di Latella sul colpo di testa del numero 5 Neri. Ecco Mascari, recupera il pallone, Mascari entra in aria, tira, e c'è il gol del Palermo, con Mascari, Agostino Mascari, al 6° minuto. Mascari è stato bravo a intercettare questa sfera, a togliere il pallone, ci sembra, a Neri, e poi a presentarsi davanti al portiere e a batterlo. Paternò in vantaggio al 6° minuto di gioco con Agostino Mascari. Mascari può andare in velocità, Mascari entra in aria, ecco Mascari entra in aria, tiro di Mascari che dà il pallone a Cangemi invece di tirare. È stato molto altruista Mascari. Veneroso, palla contrastata e conquistata da Bontempo in dribbling, Bontempo allarga il gioco con una finezza su Catania può entrare in area, ecco Catania al centro dove c'è Mascari, anticipato di un soffio. E partiti per questo secondo tempo, palla per Calabrese per Velardi, per Salvo, Quame entra in aria, del pallone lo gira per il compagno Calabrese, il quale va al tiro, pallone sbagliato da Salvo, pallone che va nella zona di Catania che va in velocità, Catania supera il suo avversario, sta per entrare in aria, Catania, tiro di Catania, palla per Camarà, subito la palla lanciata verso Catania va in velocità, supera Salvo e c'è un fallo su di lui, ma l'arbitro non lo ravvisa. Neri in avanti per Veneroso, c'è però Bontempo che fa buona guardia, palla nella zona di Mascari può andare in velocità, ecco Mascari che supera Neri, Mascari entra in aria, ecco Mascari, effettua un dipping, ecco Mascari, tiro, è fermato da nessuno però che ha aiutato Mascari al 20°. Quame conquista palla ma solo per un attimo, ci riesce anche un'altra volta, c'è però Guarnera che già si fa trovare pronto. Ancora la San Cataldese, mischia in aria, palla per il numero 4 Calabrese, palla salvata, Bontempo ha salvato su Calabrese, pallone che Latella riesce a mandare in calcio d'angolo e proprio in questo momento finisce la partita, esordio positivo per il Paternò che vince la prima partita di campionato contro la San Cataldese 1-0, il gol di Mascari al 6° minuto di gioco. Ci risentiamo per la prossima partita. Ma diciamo che in settimana lavoriamo sia a livello mentale sia a livello tattico con la squadra. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione eccelsa, abbiamo di vedere, a prescindere dal risultato che sicuramente è stata una vittoria, l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata, l'abbiamo ottenuta, penso anche meritatamente, però io penso che il risultato oggi va in secondo piano perché bisogna vedere la grande prestazione che ha fatto la squadra a livello tattico e a livello agonistico, una squadra che veramente ha avuto pazienza, una squadra che ha avuto un grande approccio come avevo domandato e per come cerchiamo di strutturare le nostre partite. Abbiamo fatto una bella ripartenza, abbiamo fatto un gran gol, nonostante ciò dal momento in poi la partita si è messa anche sul verso giusto perché cercavamo di prendere più spazi anche perché loro dovevano cercare di avanzare, l'abbiamo preparata bene, loro avevano quella giocata con Veneroso fra le linee che veramente ci poteva mettere in difficoltà, ma i ragazzi tatticamente sono stati eccelsi, non abbiamo mai rischiato, siamo stati tutti quasi 90 minuti nei 20 metri. I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo tecnico, quindi ripeto, sembra strano dire questo, però oggi il risultato, che è la prima cosa sicuramente, quella che conta, la cosa più importante, però io penso che oggi per noi addetti ai lavori e per noi squadra deve andare in secondo piano perché io devo mettere in risalto la prestazione che ha avuto la squadra sotto il profilo, ripeto, tattico, tecnico e del sacrificio, una squadra che è veramente lotta e questo mi fa rendere veramente orgoglioso a me e allo staff di essere a capo di questa squadra, di veri uomini. Per il ruolo che ho penso che la cosa più importante sia la maturità,
perché molti giocatori ricoprono quel ruolo all'età magari 16, 17, 18, però ancora non si è ancora maturi per quel ruolo. Penso che sia arrivato quel momento di maturare per me, quel momento di prendermi delle responsabilità, e penso che fino a questo momento sta andando tutto bene. Considerando che siamo agli inizi, sono molto soddisfatto di questa squadra e dobbiamo semplicemente essere più determinati, evitare magari di cadere in alcune circostanze che a noi non sono sicuramente favorevoli, come quello di metterla sulla discussione o altro. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo provato a fare, ovvero quello di giocare, di palleggiare e cercare la giusta soluzione. E probabilmente la prossima volta andrà meglio, però non devo rimproverare niente ai miei ragazzi perché lo hanno fatto bene, al massimo dell'impegno. Non era facile con una squadra avversaria che ti aspettava negli ultimi 30 metri, che non superava il centrocampo, e quindi credo che da questo punto di vista trovare gli spazi non era mai facile. L'ultimo ho finito con 4 attaccanti, un tre quarti, per cercare di muovere un po' di più la palla. Non ci è riuscito. Peccato per probabilmente se all'inizio facevamo gol su quella chiara occasione di gol, dove è stato bravissimo il vostro portiere, complimenti al portiere, probabilmente sarebbe anche cambiata la tipologia di gara e di gestione della gara complessiva. Noi siamo contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto oggi in questa partita e diciamo che sì, sono contento per il risultato e soprattutto per quello che hanno dimostrato oggi i ragazzi in campo. L'impegno che hanno messo, ma già questo lo sapevamo, l'abbiamo visto durante gli allenamenti, durante la partita di Coppa, del loro impegno non avevamo dubbi, però oggi abbiamo visto che oltre all'impegno c'è stata anche la concretezza, hanno dato tutto e abbiamo ottenuto questa bellissima vittoria che ci fa bene partire per questo che è un difficilissimo campionato. Si muove sulla linea per dare fastidio Unai Simon. Resta concentrato. Prepara Unai Simon. E la tira proprio in curva. Sei da solo in questo momento, Fabio. Sì, Leo, sì, bravo. Vai Leo. Bel rigore. Bravo
Al Nino Vaccara di Mazara del Vallo va in scena la prima giornata del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. A render visita al Mazara Calcio di Mister Marino, il Canicattì. Maglia rossa con calzoncini bianchi per il Canicattì, completo giallo con inserti blu invece per il Mazara Calcio, quando grazie all'immagine a cura di Mario Carpinteri possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Il primo sussulto di questa sfida arriverà dopo 5 giri di lancette sugli sviluppi di un corner a 2. Prova a mettersi in proprio Benny Iraci che da posizione impossibile impegna severamente Pizzolato che risponde presente al 12esimo. Ancora un'azione manovrata del Catti con Iraci che sguscia via sull'autodestro, palla dentro, ancora una volta radente e potente Pizzolato riesce a smanacciare in corner al 18esimo. Bella l'azione del capitano Racinaro con Tedesco che irrompe sull'outmancino, sterza, entra in area Tedesco, palla dentro, Pizzolato prima e poi la difesa mazzarese riesce ad alleggerire al 23esimo. La risposta però del Mazara Calcio in questa punizione di Elam Rawi che fa la barba al palo alla sinistra di Arusha. Scorriamo con le nostre immagini alla mezz'ora di gioco quando ancora una volta una punizione di Sami Elam Rawi per poco non pesca la testa di Lombardo. L'ultima emozione nella prima frazione di gioco però porta ancora una volta la firma del Canicattì che potrebbe usufruire di questa uscita sanguinosa. Palla al piede da parte del Mazara, palla di Caronia per Iraci e gonfierebbe anche la rete, ma gioco fermo per posizione di offside. Segue solo il duplice fischio del signor Tommaso Alberto Vazzano nella sezione di Catania. Squadre guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Passiamo allora con il montaggio a cura di Francesco Morabito al film della ripresa, minuto 53, sempre e solo Elam Rawi che riceve palla dai 18 metri, prova a esplodere il mancino, si accortoccia sulla sfera Arusha. All'ora di gioco punizione per la testa di Iraci, ancora una volta però risponde presente, blocca Pizzolato, minuto 63, ci prova da distanza siderale anche Raimondi di un paio di metri alla destra della porta difesa da Pizzolato, pesca dalla panchina Mister Bonfatto, escono Morane e Zara, dentro Iezzi e Biondo. Al 73esimo però arriva la risposta del Manzara, giro palla da parte della formazione di Mister Marino che muove bene la sfera da destra verso sinistro liberando al mancino Elam Rawi, controlla con lo sguardo Arusha il pallone, terminare a fondo campo, minuto 76, dentro anche Malluzzo per Caronia. All'81esimo prova a fare tutto da solo Gueye che si mette in proprio slalom gigante, irrompe in area senza chiedere permesso Gueye, Pizzolato riesce a metterci il guantone quanto basta per evitare la gioia del gol a Catti, gol che verrà strozzato in gola anche a Malluzzo. Il bolide terra-aria trova una parata strepitosa da parte di Pizzolato, si resta sullo 0-0 al Nino Vaccara, dentro anche Tripoli, il luogo di Gueye. L'ultima occasione è di Marca Racinara con il cross da parte di Iraci che impegna ancora una volta severamente Pizzolato, poi riesce ad alleggerire la retroguardia locale. Termina così, game over al Nino Vaccara, si dividono un punto per parte Mazara e Canicattì. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. È stata una partita abbastanza difficile, loro esprimevano un buon calcio, noi nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo subito anche il caldo della temperatura e non riuscivamo a tenere botta a loro erano ben messi in campo, organizzati e siamo andati un po' in difficoltà e poi il secondo tempo invece siamo venuti un po' fuori, anche se non abbiamo creato tantissime palle gol, però è stata una partita più equilibrata il secondo tempo. Alla fine ci prendiamo questo punto, ce lo teniamo ben stretto e ripartiamo da questo buon secondo tempo di buon auspicio per il nostro cammino e dobbiamo fare un punto in meno per la nostra salvezza, dobbiamo fare un campionato tranquillo, la società non ci ha messo nessun obiettivo, quindi ripartiamo da questo punticino ben ottenuto. Ma io penso che abbiamo fatto un'ottima gara, siamo venuti qui per giocarcela bene, l'abbiamo preparata bene durante questa settimana e abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto delle occasioni dove potevamo sfruttarle molto di più, però siamo soddisfatti e dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare settimana dopo settimana per migliorare e questo è l'obiettivo.
Bentrovati con la seconda giornata del campionato di eccellenza. Si gioca al Marco Tomaselli di Caltanissetta, la sfida tra Nissa e Agragas. Arbitra la partita il signor Crispino di Frattamaggiore, assistenti Fiore di Messina e Fardella di Palermo. Subito in avanti la Nissa, Diop non riesce al 13° a arrivare sul calcio di punizione, passano 3 minuti e anche l'Agragas si rende pericolosa. Azione sviluppata dalla destra, può partire il traversone all'indirizzo di Gambino, cerca la girata, l'attaccante non trova però lo specchio della porta. 20° arriva ancora una punizione, stavolta Gambino riesce a girare in torsione sul palo più lontano, batte il portiere avversario Kebba e fa 0-1 al Marco Tomaselli quando arriva pronta la risposta della formazione di mister Bognani. Siamo al 39°, il tentativo dalla destra di Tosto che mette giù per Prestia, il tentativo di conclusione, una deviazione de Matera alla fine a toccare per ultimo 1-1. L'ex Canigatti non perde l'appuntamento con il gol e trova il pareggio per ristabilire la parità tra Nissa e Agragas. Tutto da rifare quando ci avviciniamo allo scadere del primo tempo, esattamente il 45°. La Nissa recupera il pallone sulla tre quarti, Prestia riesce a lanciare per Matera che si presenta a tu per tu col portiere. Ottima la chiusura di Cipolla che dice di no di fatto all'attaccante evitando la conclusione. Fine primo tempo allora al Marco Tomaselli, 1-1, botta e risposta in 19 minuti tra Nissa e Agragas, prima Gambino e dopo Chicco Matera. Partiamo col film della ripresa, si apre con le sostituzioni di mister Bognani. 58°, Seccan per Reducci, 70°, esce Prestia dentro Montalbano, 72°, attacca l'Agragas con l'occasione sempre per lui Gambino che però non riesce a trovare lo specchio alzando la mira, il capitano dell'Agragas, il più pericoloso dei suoi. 75°, Montalbano su calcio di punizione mette dentro per Matera, il pallone però non viene deviato da nessuno e sfera che termina sul fondo. Ancora un calcio d'angolo, pericolosa la Nissa, non inquadra però lo specchio della porta con il colpo di testa da parte di Garofalo. 93°, rilancio lungo di Kebba, Nissa che ci prova fino alla fine, il tentativo di mettere in area di rigore, clamorosa l'occasione sui piedi di Montalbano servito da Seccan, non riesce a impattare sulla sfera che poi carambola sul fondo. Triplice fischio allora di lì a poco alla Marco Tomaselli, si deve accontentare di un pari la Nissa contro l'Agragas. Più che il punto, ripeto, più che il punto, quello che valeva era dimostrare che veramente siamo in fase di crescita, ma questo non avevo dubbi perché durante la settimana un allenatore percepisce la miglioria della squadra. Questo mi faceva ben sperare in settimana, ero tranquillo e sicuro e sereno di una partita che potevamo fare nostra. Che partita è stata, mister? Ma è stata una partita gagliarda da parte di tutte e due le squadre. Purtroppo il terreno di gioco penalizza sia noi che loro. Infatti quasi tutte le azioni sono venute da palle da fermo, ma queste erano studiate. Però ripeto, penso che è un punto che ci siamo guadagnati, un punto importante, un punto che fa morale, un punto che dà continuità nel risultato positivo. Pareggio giusto alla fine? Secondo me sì, secondo me un pareggio era quello giusto. Noi avevamo avuto l'opportunità di passare in vantaggio, loro sono stati bravi a pareggiare anche se è stata una deviazione, però tutto sommato penso che le due squadre si sono equivalse, quindi penso che il pareggio è la cosa più onesta, più giusta. C'è un po' d'amarezza, ma io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. La squadra ha fatto anche oggi una grande partita, veniamo da 3 partite in una settimana. Oggi chi ha visto la partita si è divertito, ha visto una grande Nissa, abbiamo costruito 5 occasioni da gol, una con l'ultima proprio agli ultimi secondi, clamorosa, ma anche durante il primo tempo, anche il secondo tempo. La squadra ha giocato, non abbiamo subito quasi nulla tranne questa punizione tagliata al 20° del primo tempo. Per il resto i ragazzi vengono da processi di crescita costanti. Oggi anche il pubblico ci ha seguito, ci ha tifato, è stato numeroso, la spinta del pubblico ci ha dato una mano. Io sono abbastanza soddisfatto sia io che la società perché la squadra cresce giorno dopo giorno, si vedono i miglioramenti, in campo ora siamo padroni della situazione. Purtroppo anche il mando erboso, come dicevi poco fa, in casa un po' ci penalizza perché quando andiamo a giocare fuori casa con un sintetico, con un'erba naturale fatta bene, giochiamo molto, palla a terra è meglio, però non deve essere una scusante, giocheremo qui tutta la stagione, la squadra lo sa, è carica. Io voglio vedere, ripeto, il bicchiere mezzo pieno perché 2 mesi fa contro l'Agragas si vedeva che c'era qualcosa ancora in più per loro. Ora posso dire che loro sono venuti qua a difendersi.
niente, bisogna prendere le cose positive, lavorare e andare avanti. È difficile, ripeto, perché la sconfitta brucia e brucia tanto. Pazienza, dobbiamo lavorare e andare avanti, non possiamo recriminare, ripeto, siamo le città di Siracusa e ci prendiamo le nostre responsabilità e dobbiamo andare avanti. Giustamente dopo tanti anni ha bisogno di avere delle iniezioni di fiducia, di positività. Giustamente oggi è venuta la sconfitta, è normale che ci sia la contestazione. È chiaro che davanti avevamo una squadra importante, avevamo una squadra fatta per vincere, quindi è chiaro che ci sono i momenti che si deve soffrire come abbiamo sofferto noi. Siracusa doveva venire su per raggiungere il pareggio sia nell'1-1 sia nel 2-2, quindi è chiaro che fisiologicamente ci siamo abbiamo un po' abbassato la concentrazione, abbiamo dato più campo e soprattutto ci siamo un po' abbassati come metri, quindi abbiamo un po' sofferto. È chiaro che questa cosa è un po' da rivedere, però le migliori vittorie avvengono dietro le grandi sofferenze. Non si poteva soffrire, cioè venire a vincere qui non soffrendo, era difficilissimo. La cosa che mi fa più gioia, è la sofferenza che i ragazzi hanno saputo tenere, grande impegno e soprattutto lottare il palla su palla. È chiaro, ripeto, non si può venire qui a giocare attacchi e punti a vincere adesivo. Il Canedini noi abbiamo di giorno in giorno, noi abbiamo nello spogliatoio, l'ho detto settimana scorsa, abbiamo un sogno che ci siamo detto nello spogliatoio, io e i ragazzi. Se ci riusciamo a raggiungerlo, ok, va bene, non abbiamo nessuna pressione particolare. Stiamo sognando, vogliamo sognare e continueremo a sognare. Il sogno si chiama playoff? Ma il sogno si chiama fare un grande campionato, rispettare tutti, non avere paura di nessuno e toglierci qualche soddisfazione. Seconda giornata del girone B, a sfidarsi nell'anticipo del sabato Leonzio e Taormina. Classico completo bianco-azzurro per la formazione taorminese, completo interamente rosso invece per la formazione di Lentini. Prima azione d'attacco della Leonzio con De Manuele che corre a destra, ancora il numero 10 mette il pallone in mezzo, riesce a rilanciare la difesa del Taormina, prova ad agganciare un attaccante, poi la conclusione di Lorefice, fuori misura di un soffio. È pronto al rilancio Maugeri che va col destro, però serve Emanuele che va col mancino, insacca il vantaggio del Taormina, 1-0. Prova a raggiungere un compagno, la sponda per Emanuele che va col mancino, riesce a bloccare Maugeri. Avanza ancora il Taormina con Famà che serve
Pantano sulla sinistra, ancora Pantano, mette il pallone in mezzo per un compagno, non ci arriva Emanuele, ci arriva Petrullo col destro che va vicino al raddoppio. Occasionissima per il Taormina. Strano, bel filtrante per Pantano che scatta a sinistra, ancora Pantano, pallone in mezzo per Ginaco che fa col mancino, risponde Maugeri e poi si salva la difesa della Leonzio. Punizione sfruttata dal Taormina nella propria metà campo, recupera il pallone Ginaco, ancora il numero 8, ottimo il suggerimento in profondità per Charlie Famà che serve Emanuele, ancora Emanuele, si gira in aria, non riesce ad agganciare, si salva Maugeri. Azione d'attacco interessante della Leonzio, tocca in qualche modo Trovato che però serve Abate, ancora Abate, c'è però la chiusura importantissima di Sardo che salva la difesa del Taormina. Corner corto battuto dalla formazione di Luvito, Ginaco mette un bel pallone in mezzo, stacca prima di tutti Famà, però non inquadra la porta. Un'altra azione d'attacco della Leonzio, pallone interessante per Cannone sulla sinistra, ancora il numero 2, mette un pallone in mezzo per De Emanuele che insacca l'1-1 della Leonzio, cambia ancora il parziale. Pantano recupera un ottimo pallone, poi lo gioca su un compagno, avanza ancora il Taormina molto bene, pallone per Charlie Famà che tenta la solita conclusione dalla distanza e va vicino ancora una volta alla porta di Maugeri. Fischia di nuovo Montevergine, si ritorna in campo, secondo tempo di Leonzio Taormina. Charlie Famà lotta con un avversario, lo supera molto bene, poi la sterzata, ancora il numero 9 che allarga il gioco su Ginaco, ha davanti un avversario il numero 8, va in profondità da Angelo Strano, poi la conclusione di Petrullo, in qualche modo Maugeri, avanza il numero 10, serve Pantano, nuovamente in profondità per Charlie Famà davanti Maugeri che spreca ancora la potenziale occasione del 2-1. Punizione molto interessante dal limite per il Taormina, sul punto di battuta c'è Ancione, parte Ancione, insacca il 2-1 del Taormina, è un gol sensazionale del numero 10, non può nulla Maugeri, pallone dalla destra, in area c'è l'acrobazia di un compagno, si tratta di Abate che però viene fermato in posizione irregolare, aveva fatto tutto bene il numero 9. Petrullo, tocco morbido per Famà che spizzica di testa, ancora per Pantano, rimette il pallone in mezzo per Charlie Famà che viene fermato ancora una volta da Maugeri, tiro troppo centrale. Di nuovo Leonzio in zona d'attacco, pallone che viene sfruttato da Abate, riesce a bloccare Cirnigliaro. Di nuovo la Leonzio in avanti con Siglari, avanza il numero 11, forse subisce anche un fallo, quindi la sponda di Abate, di timpano per De Emanuele che viene fermato in extremis da un super intervento di Daniele Pantano. Termina con Patanè, avanza il numero 14, supera un avversario con una finta, ancora Patanè in profondità per Salvatore Strano che va al tiro e insacca il 3-1 del Taormina. Sull'asse Patanè, Salvatore Strano, dilaga la formazione di Luvito, calcio di punizione dalla lunga distanza per la Leonzio, pallone che entra in aria, poi qui sbaglia Pantano, recupera quindi Siglari, ancora il numero 11 che viene fermato dalla traversa e si lamenta Cirnigliaro. Molto vicino al gol del 2-3 la Leonzio, ancora Patanè in mezzo per Salvatore Strano che insacca il poker del Taormina. Calcio di punizione per il Taormina, Quintoni scambia molto bene con Ancione, poi il pallone per Angelo Strano. Godino vede in profondità Abate che forse è in posizione irregolare, prova la conclusione, comunque fermato dall'assistente del direttore di gara. E finisce così Taormina che batte la Leonzio per 4-1 e vola in testa alla classifica del girone B di eccellenza, punteggio pieno per la formazione di Eugenio Luvito. Loro nel primo tempo hanno fatto un'azione pericolosa, un gol, e questo infatti nello spogliatoio ho detto ai ragazzi: ma cosa vi devo dire io? Dobbiamo semplicemente imparare ad avere più rabbia sotto porta e fare gol con ferocia, perché non possiamo creare così tanto. C'è da dire anche che la disponibilità anche comunque sia di Quintoni, che stava subentrando nel suo ruolo naturale da centrocampo, è entrato al posto di Pantano a terzino sinistro e comunque sia è sempre pronto, è un professionista che solo per scelte tecniche lui in questo momento non sta giocando, ma si è fatto 2 partite da titolare in Coppa contro la Ionica. No, ma siamo riusciti ad agguantare il pareggio, siamo stati in quel caso bravi perché abbiamo avuto una reazione dopo il vantaggio del Taormina su un errore assolutamente nostro da evitare, su una palla ferma. Il nostro portiere ha avuto una disattenzione e quindi siamo passati in svantaggio subito, credo al secondo minuto, però siamo stati bravi a reagire, abbiamo trovato il pareggio, ma poi altre scusanti non ne trovo, perché siamo entrati dentro lo spogliatoio sull'1-1
secondo tempo approcciato male, è pure vero che abbiamo trovato il 2-2, credo su una situazione regolare, mi dicono assolutamente, però non sono attenuanti, abbiamo preso poi 3 gol, abbiamo perso 4-1, la verità sta tutta lì e per cui vuol dire che siamo molto molto indietro da quello che noi ci diciamo di voler diventare, siamo ancora molto indietro e complimenti al Taormina. Igea e Nebros si affrontano per la terza volta in 22 giorni dopo il doppio confronto in Coppa Italia Eccellenza. Le due squadre sono di nuovo una di fronte all'altra, questa volta per la seconda giornata di campionato. Alizzi deve ancora fare a meno di Capitan Dall'Oglio per squalifica, mentre recupera Incatasciato e Paterniti. Dall'altra parte Perdicucci può disporre invece dell'ultimo arrivato, l'attaccante Simone Fioretti, ex Igea Virtus in Serie D. Derby che stenta a decollare, così la prima azione arriva al 25esimo con il sinistro di Scolaro che esce di poco sul fondo. La risposta dell'Igea 10 minuti dopo con il destro a giro di Assenzio, che lo Monaco è bravo a bloccare in tuffo. Non è da meno 3 minuti più tardi il suo collega Di Fina che alza sulla traversa la punizione insidiosa di Scolaro, ma al 44esimo l'Igea passa quando Pavisic raccoglie l'invito di Isgro e da 2 passi batte lo Monaco spianando i suoi la strada verso la vittoria. Sesto gol stagionale per l'argentino, il quarto rifilato alla Nebros tra Coppa e campionato. Nella ripresa però parte meglio la Nebros che ci prova per 2 volte con Fioretti prima e Genovese poi, ma le loro conclusioni non sortiscono l'effetto sperato. Poi però l'Igea torna a spingere al 50esimo, Lucarelli mette in mostra il pezzo forte del repertorio infilando su punizione lo Monaco e facendo così Igea 2, Nebros 0. È la prima rete stagionale per l'ex Biancavilla. La Nebros accusa il colpo e 3 minuti dopo i barcellonesi calano anche il tris con Isgro che riprende il cross dalla sinistra di Pavisic, sporcato da Russo, e col mancino non perdona lo Monaco. 3-0 e anche per il capitano giallorosso si tratta della prima rete stagionale. Ancora Igea pericolosa al 69esimo con il solito piazzato di Lucarelli che stavolta si infrange sul palo. Il poker è comunque rimandato di pochi minuti perché al 77esimo Isgro raccoglie l'involontario assist di un avversario e col mancino supera lo Monaco in disperata uscita, firmando così il 4-0 e la sua doppietta personale. Nonostante il pesante passivo, la Nebros accorcia le distanze al minuto 89 proprio con l'ex Simone Fioretti che gira in porta di testa l'assist di Di Bella, fissando il punteggio sul definitivo 4-1 per l'Igea. Giallorossi che in pieno recupero sfiorano anche il pokerissimo, ma il tiro di La Spada viene respinto in tuffo dal portiere. L'Igea vola in testa alla classifica a punteggio pieno, rimane invece a 3 punti la Nebros. Penalty sta cercando te. Vuoi far parte della nostra redazione sportiva? Allora chiama al 336 92 07 27. Ti aspettiamo. È iniziata Atletico Messina Promende, gara valevole per la seconda giornata del campionato di promozione. Gestisce il pallone subito la formazione bianca-azzurra. Una conclusione della Promende, pallone che viene calciato verso la porta di La Fauci, presa bassa per il portiere dell'Atletico, nessun problema in questo caso. Manzella cerca e trova la Corte, si impegna la Corte, riesce ad uscire col possesso destro di la Corte. Ancora il numero 10 dell'Atletico riesce a riconquistare il possesso da Calapai, squalificato nella prima giornata. Ora mette da Libro, cerca di mettere in mezzo Riccardo Libro, una finta, una seconda, poi si passa da Diakhité, buca
in risposta bassa dice di no, l'Atletico Messina sfiora il gol del vantaggio, eccola l'occasione più importante fin qui del primo tempo. Punizione per la Promende sul punto di battuta, punizione viene battuta veloce, attenzione al tentativo di incursione dalla sinistra, in mezzo arriva il gol! Sblocca il risultato la Promende a sorpresa battendo questo calcio di punizione veloce, è Ruggeri che fa 0-1 al Despar Stadium, coglie di sorpresa la Fauci, coglie di sorpresa un po' tutti. Va lui con il destro sul palo di La Fauci che risponde presente, mette in calcio d'angolo. Lanza, riconquista il pallone libero, serve la Corte. Cicca la conclusione la Corte. Vediamo se cerca ancora vicino Bartucci, è così. Gli scambi tra i due, pronto a mettere il traversone in mezzo, si propone anche Lanza, parte adesso il cross, pallone in area di rigore, lo presti. Cerca il colpo di tacco, anche qui c'è un tocco di un difensore dell'Atletico Messina, calcio d'angolo. Lancio sulla Corte, ancora una volta però anticipato bene da Milanese, interviene Bonanno, c'è Calapai, pensa al tiro Calapai, poi allarga a destra da Gulletta, mette in mezzo per la Corte, attenzione che il pallone rimane sul secondo palo, Diachité. Sventagliata in zona la Corte, fa la lotta il numero 9 dell'Atletico Messina, ma è duplice fischio e allora alla pausa si torna negli spogliatoi sullo 0-1 tra Atletico Messina e Promende. Fin qui decide il gol realizzato da Ruggeri. È iniziato il secondo tempo di Atletico Messina Promende. Adesso anche Cucinotta a dar manforte alla zona offensiva. Calapai mette dentro proprio in zona Cucinotta il pallone per Affè, il mancino di Affè, la deviazione della difesa della Promende salva tutto Giunta. Idee cerca un'idea, forse sarebbe meglio scaricare su Affè adesso, invece Diachité la dà adesso Affè, attenzione al tentativo, buca, ma è tutto fermo, è stata segnalata posizione di fuorigioco. Attenzione al pallone, la conclusione la Fauci. Bravo il portiere dell'Atletico a sventare e ad allontanare il pericolo in calcio d'angolo. Fuori Calapai, dentro Idrissa Colley. Si può riprendere dopo una sostanziosa pausa qui al Despar Stadium. Capilli. Poi Diachité. Fa sportellate ma perde il pallone Lopresti. In qualche modo Colley. Bonsignore, si ritrova il pallone lì, lancia per Riccardo Libro, ancora Libro, non ha compagni da servire, molto nervoso Libro anche in questo caso. Cucinotta, Gulletta, l'anticipo della difesa della Promende. Cucinotta cerca il lancio per Manzella, chiuso però da Milanese. Ultimo tocco di Colley ed è rimessa laterale per la Promende. Deve provare ad accelerare l'Atletico Messina, manca sempre meno. Bartuccio riconquista il pallone a Affè, ora Bonsignore. Da Capilli, Affè, Capilli, serve una giocata, serve qualcosa in più per l'Atletico Messina nell'ultimo quarto d'ora qui al Despar Stadium per cercare di conquistare quantomeno il pari, anche se fin qui la Promende non sta assolutamente demeritando il punteggio. Il lancio invece perfetto per Manzella, l'uscita di Bucca che salva la Promende, ottimo il portiere dei Lucesi in questo caso. Lanza, ancora Libro, su di lui pende un cartellino giallo, deve stare attento l'esterno. Attacca la Promende, il cross in mezzo, senza problemi la Fauci. Bonsignore per la Fauci, adesso Capilli. Molto chiuse le linee di passaggio della Promende. E allora si prova dagli esterni con Gulletta. C'è il tempo per l'Atletico Messina. Capilli, Libro, poi il tocco favorisce Affè a sinistra. Ancora Affè dentro per Libro che stoppa il pallone, fuori gioco.
È tutto fermo per posizione irregolare, ha alzato la bandierina l'assistente 1 del direttore di gara e ha fermato Libro. Tutto da rivedere nei nostri highlights in serata. Signore per Gulletta, attenzione all'intervento, Gulletta si coordina per il destro, Gulletta. Pallone deviato in calcio d'angolo, aveva scelto il tempo giusto per concludere Gulletta. Parte il traversone di Libro, attenzione perché si alza Cucinotta. Entra Riccardo Gurrò sul terreno di gioco fuori Bonanno. Adesso Manzella riceve, prova a saltare il diretto avversario nell'1 contro 1, mette il pallone in mezzo, cross sporcato, poi Gurrò, attenzione perché si lamenta l'Atletico Messina avversario, ma non c'è stato il fischio, volevano la massima punizione quelli dell'Atletico. Affè, attenzione a Colley che si inserisce, Colley fa tutto bene, buca, ottima uscita del portiere della Promende sull'incursione da parte di Trissa Colley. L'arbitro guarda il cronometro ed è triplice fischio al Despar Stadium. Termina la seconda giornata del campionato di promozione, arriva la prima sconfitta stagionale tra Coppa e campionato per l'Atletico Messina che si ferma contro la Promende. Decide il gol di Ruggeri, formazione lucese che va a 4 punti in classifica dopo il pari contro la Messana, resta invece a 3 l'Atletico Messina. Grazie per averci seguito, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Un buon pomeriggio amici sportivi dallo stadio comunale di Motta Sant'Anastasia, pronti per raccontarvi la gara valida per la seconda giornata del campionato di promozione. Girone C si affrontano l'FC Motta 2011 e l'ASD Calcio Club San Gregorio. Apre sulla destra per Palazzolo. Occhio a Sinatra che mette verso il centro e c'è il vantaggio dell'FC Motta 2011. Splendido inserimento senza palla e di testa, riesce a trovare l'angolino in basso alla destra di Cantone. Motta in vantaggio, attaccato da 2 uomini, lo porta sull'esterno Vittorio. È bravo alla fine trovare un compagno. Occhio all'assist dentro, posizione regolare, Cali anticipato. Tanto occhio a questo pallone dentro, interessante per Sinatra che anticipa il portiere. Tiene in campo il pallone, alza la testa, prova a metterlo in mezzo, c'è una deviazione. Tiene ancora il pallone lì, non si accontenta del calcio d'angolo, vuole ancora il fondo, traversone il secondo palo. Tutto pronto per la punizione, batte Sanné verso il centro, non la tocca nessuno. Pallone che rimbalza, solo sottile al limite dell'area di rigore, intanto pallone verso il centro e Palazzolo, tutto solo. La manda al lato, non impatta bene. Ancora Provenzano, alza la testa. Pallone sul secondo palo, c'è Cali tutto solo e il grandissimo intervento di Gulisano. Questa seconda parte nel secondo tempo, questa parte finale del primo tempo. Tanto Garufi è anticipato e poi arriva il pareggio della formazione di San Gregorio. Gran botta da lontano col destro. Inizialmente sembrava tutto dalla parte dei padroni di casa, attenzione, contatto, calcio di rigore. Calcio di rigore, pallone schizzato in area di rigore, c'è stato un contatto, tutto pronto, Inserra col destro, rete, Motta che torna in vantaggio con il numero 9, Inserra. Sinatra vince una serie di rimpalli, riesce a addomesticare il pallone, poi morbido sulla destra dove sta arrivando Maisano che la mette in mezzo, bello il corridoio per Luca che si inventa un gol bellissimo col macino, salta il portiere, firma il 3-1. Tanto siamo dall'altra parte, Garufi, grande intervento, strepitoso da parte di Gulisano. Montalto lascia passare, c'è
Sinatra che va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore ancora una volta per la formazione di Motta. A terra Sinatra e rosso. Rosso per il numero 11 nella formazione di San Gregorio. Fischia l'arbitro, rincorsa breve, va Sinatra, rete! 4-1 dell'FC Motta 2011. Ma proprio in questo istante arriva il triplice fischio di chiusura del direttore di gara. L'FC Motta 2011 batte per 4-1 la formazione della San Gregorio. È tutto, alla prossima. Al nuovo comunale di Leonforte i padroni di casa della Leonfortese affrontano il Belpasso per la seconda giornata di andata nel girone C di promozione. È una sfida che si accende dopo 3 minuti con gli ospiti che ci provano su calcio piazzato di Nicolosi. Castigleo non si fa sorprendere, ma sul ribaltamento di fronte è la squadra del presidente Antonio Russo a passare quando la Spina raccoglie il lungo lancio di Gazzana e con un perfetto pallonetto scavalca l'estremo bianco-azzurro, facendo così Leonfortese 1, Belpasso 0. Possono gioire dunque i padroni di casa che al primo vero affondo non perdonano l'11 ospite costretto a capitolare alla perfetta esecuzione di La Spina, bravo a firmare così il suo primo sigillo stagionale. La Leonfortese tenta subito di chiudere i conti provandoci per 2 volte con Mannino, ma prima la punizione del numero 8 non trova nessun compagno pronto alla deviazione e poi il suo tiro dai 25 metri non inquadra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che al 21esimo non c'entra nemmeno il Belpasso con l'ultimo arrivato Lupo che da posizione favorevole spara incredibilmente sul fondo. I biancoazzurri insistono al 44esimo, reclamano anche un calcio di rigore per un presunto fallo su Giuffrida. Vallelunga di Palermo concede solo corner. Nella ripresa è subito la Leonfortese ad avere l'occasione giusta per il raddoppio quando al minuto 57 Meta raccoglie l'assist di Ciolito e presentatosi davanti alla Spina calcia però sull'esterno della rete. Passa un minuto ed è il Belpasso a divorarsi la palla del pareggio con il neoentrato Sciacca che ben servito in aria da Giuffrida calcia addosso a Ciolito. L'estremo biancoverde si fa trovare pronto anche al 62esimo bloccando la conclusione di Censabella. L'ultima vera emozione della gara è di marca locale con Meta che da fuori costringe la Spina a compiere gli straordinari. Finisce 1-0 per la Leonfortese che centra così la prima vittoria in campionato, sale in classifica, quota 4 punti, scavalca proprio il Belpasso che rimane a 3 e si prende il meritato applauso dei propri sostenitori. Comunale di Francofonte, seconda curva del campionato di promozione siciliana per il girone D a render visita allo Sporting Eubea di mister Alessio Catania. Il Mazzarrone di mister Samuele Costanzo dirige l'incontro il signor Giuseppe Mangialapane nella sezione di Agrigento, assistito da Firera e di Martino di Ragusa. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Andrea Martorana passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre al 13esimo con il lancio parabolico di Provenzano che mette in moto Di Rosa, può puntare il diretto avversario, sterzare, rientrare sul destro, poi sul sinistro Di Rosa è già un furetto sull'out mancino, palla per Napolitano, la torre per Majorana che stoppa da pochi passi, non riesce a centrare lo specchio della porta di Mangione. Ci riprova al 17esimo il Mazzarrone con Provenzano sull'out opposto per Puglisi. Potente ma centrale il tentativo dell'ex capitano del Marina di Ragusa, risposta dello Sporting Eubea al 22esimo, l'azione in percussione da parte di Manuli che semina il panico al limite d'area di rigore, però è flebile il suo mancino, si mette ancora in proprio Manuli al minuto 32, la giocata è splendida, passa tra Puglisi e Diemè, riesce solo a metterci una pezza, parla bene, ma dal corner che ne consegue vengono premiati gli sforzi dello Sporting Eubea. Dal cross di Dadone lasciato colpevolmente solo Bonaccorsi, tutto libero di siglare il gol
del vantaggio per i locali, non può nulla, parla bene, disattenzione macroscopica da parte del Mazzarrone che prova a rimettere le cose in equilibrio con questa punizione di Provenzano che sorvola la trasversale e segue solo il duplice fischio del direttore di gara. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decidesi in qui la marcatura è buona a Corsi. Passiamo allora al film del secondo tempo con Majorana che lavora un buon pallone, lo allarga a sinistra, Lilove Di Rosa, irrompe in area di rigore, sterza Di Rosa poi con l'esterno del destro, ha un soffio dal gol del pari al 49esimo. E Dinora a sgusciare via sull'out mancino, palla dentro per Majorana, da pochi passi calcia clamorosamente addosso a Mangione, si resta sull'1-0 dentro allora Gomez, il luogo di Provenzano, dentro anche Milazzo, il luogo di Napolitano, e al 77esimo arriverà il pari degli ospiti, palla illuminante di Gomez per Majorana che si gira in un fazzoletto e sigla il gol del pari del Mazzarrone. Che rete di Totò Majorana! Non può nulla in questa occasione l'ex compagno di squadra Mangione. Al 79esimo si riversa in avanti il Mazzarone. Palla in the box di Puglisi, Majorana col palo, poi non ci arriva né Di Rosa né Dinora. Finisce invece alto il tentativo di Lamarana. Al minuto 83 va via Ravalli, cross dentro! Sbuccia il pallone Lorenzo Milazzo, risponde però Leubea all'86esimo scaldante. Quantoni parla bene con questo tentativo di dorata dal limite dell'area di rigore. Al minuto 87 però Lamarana, palla dentro per Gomez, non è preciso lo stop, ma quanto basta per battere Mancione. Gomez da impazzire al Comunale di Francoforte porta in vantaggio il Mazzarrone. Un gol anche un po' fortunoso, ma quanto basta per regalare i 3 punti, i secondi consecutivi per la compagine di mister Costanzo. Dentro Lupica in luogo di Di Rosa, nel finale scampoli di gara anche per D'Angelo, non accadrà più nulla al Comunale, segue solo il triplice fischio del direttore di gara. Game over, il Mazzarrone si impone sul campo dello Sporting Eubea e vola a 6 punti in classifica. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Luglio 1982. L'ultimo gradino prima di entrare in campo. Guardo gli avversari dritti in faccia. Rispetto, ma niente paura. Siamo arrivati fin qui. Vogliamo vincere. 11 luglio 2021. Lo so ragazzi, lo stadio grida, ma vi deve guidare la consapevolezza di aver fatto tutto bene. Avete meritato di essere qui, come noi allora. Siamo orgogliosi di voi, comunque vada, ma deve essere solo un pensiero a guidarvi. Una nazione ve lo chiede. Ragazzi, siete a Wembley per vincere. Arriva il traversone a cercare il secondo palo. Vantaggio per Shaw. Come che insiste? Sinistro! Fuori di poco il sinistro di Federico Chiesa. Chiesa sul plus, tiro, Pickford l'ha salvata, gira dentro e c'è il pareggio di loro, Panucci 1-1. Sì. C'era quasi. Presa Pickford. L'incrocio dei pali, un gran rigore di Maguire. Gol di Bonucci. Bravo, bravo. E allora sbaglia! Mi dai un bacio? Perché l'hai detto. Sì! Dai Ciccio! Sì! Beppe, siamo dove eravamo con la Spagna. Jorginho è decisivo. Pickford non sa più cosa fare, Jorginho manco lo guarda.
così si è conclusa la seconda puntata di Aspettando Penalty, la nuova stagione che aprirà i battenti martedì 5 ottobre, sempre qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Abbiamo già avuto modo di chiacchierare con Salvo Martorana e del suo bel libro dedicato al calcio dilettantistico e professionistico dagli anni 60 agli anni 90 nella prima parte. Nella seconda parte invece abbiamo tutti ben visto anche gli highlights riguardanti il campionato di Serie D, di eccellenza e di promozione. Chiudiamo qui la puntata, ci vedremo martedì prossimo e anche per l'occasione avremo un altro ospite. Arrivederci a tutti.